Buongiorno, buongiorno. Questa era l'immagine di Gino Cecchettin in aula in Consiglio regionale oggi, dove ha preso parte ad una iniziativa che si chiama Il silenzio degli innocenti, ovviamente sui femminicidi. Andiamo subito in diretta per sapere cos'altro accadrà oggi. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois a Cabalbi, a Venezia. A te, Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Il convegno al quale sta partecipando Gino Cecchettin è ancora in corso, sono numerosi gli interventi in programma non solo da parte di esponenti del Consiglio regionale del Veneto ma anche delle forze dell'ordine. La stima è che più o meno si concluderà attorno all'1. Oggi le notizie sono sostanzialmente due. La prima è che Gino Cecchettin è stato nominato presidente onorario della commissione dell'osservatorio contro la violenza sulle donne della Regione Veneto, che è stato istituito con un voto del Consiglio 2 settimane fa. La seconda poi è stata annunciata la creazione da parte della Regione di un premio di laurea che premierà la migliore tesi sulla violenza contro le donne. Gino Cecchettin è arrivato qui in Regione attorno alle 10:10:30 e prima di entrare in aula gli è stato chiesto, noi ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, del post che lui ha scritto su Facebook, nel quale ha criticato l'arringa della difesa durante il processo a Filippo Turetta, dicendo che dovrebbe esserci un limite, che come padre si è sentito molto turbato da certe cose che sono state dette dall'avvocato. Gli abbiamo chiesto per l'appunto per quale motivo, quali fossero stati i punti saliti, ma non è voluto entrare nel merito. Però intanto sentiamo che cosa ha detto nel corso del suo intervento nell'aula consiliare. Chi ha forza deve fare qualcosa. Come avete fatto rumore, io vi invito a fare qualcosa in più, quel passo in più che possa dare un aiuto concreto a chi soffre, perché stiamo parlando di gente che soffre. E se riusciamo a salvare le donne mettendole in una casa rifugio, considerate quello come un periodo transitorio, non è vivere quello. Le case rifugio non dovrebbero esistere in una società civile. Infine mi rivolgo ai maschi, i maschi come me, e provate a fare solo un esercizio, provate a mettervi dalla parte delle donne, fate finta di essere la vostra compagna, la vostra amata, la vostra fidanzata, in tutti i momenti della vostra vita che avete sperimentato un qualche momento sessista, qualche battutina, qualche segnale di violenza, qualche segnale di prepotenza, ecco, provate a recepirlo come vostro, subirlo. Ecco, provate a fare questo esercizio. Sicuramente sarà difficile, perché ovviamente noi siamo nati maschi ed è difficile entrare nella mentalità delle donne, però provate a farlo. Le battutine che noi stessi avremmo fatto sicuramente in tutta la nostra vita, nessuno si esime dal non essere scevro da qualsiasi battuta misogina, l'avremmo sicuramente fatta. E provate a vedere cosa vi sovviene come sentimento. Ecco, questo è quello che le donne sperimentano tutti i giorni della loro vita. Concludo con un ringraziamento a tutti quelli che stanno prodigando per fare qualcosa, alle istituzioni. Ci sono, si sentono, si stanno facendo vive, però abbiamo appena fatto il primo passo e da qua in poi ne dovremo fare molti altri. Grazie ancora. E questo era Gino Cecchettin durante il suo intervento in aula. Cecchettin si trova ancora in Consiglio regionale, come detto, per questo importante convegno, nel corso del quale gli è stata conferita anche la presidenza onoraria dell'Osservatorio contro la violenza contro le donne. Io direi che ci possiamo aggiornare, direttore, più avanti, vediamo come si evolve la situazione. Attorno all'1 dovrebbero terminare gli interventi del convegno, per cui magari vi richiediamo la linea.
Silvia. Grazie molte a Filippo Fois, per la parte tecnica ad Alberto Pivetta. Gino Cecchettin oggi a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, non ha fatto riferimento alle critiche che ieri aveva mosso ai legali di Filippo Turetta, in particolare a Giovanni Caruso, che aveva detto, tra l'altro, Filippo Turetta non è né El Chapo né Pablo Escobar, che sono due criminali del narcotraffico. Rivediamo su che cosa Cecchettin in particolare si era concentrato. Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e la memoria di Giulia umiliata. Gino Cecchettin, che aveva finora scelto di non fare valutazioni sui contenuti del processo a carico di Filippo Turetta, ha affidato ai social un breve ma pesante commento all'arringa del difensore dell'assassino reo confesso della figlia. La difesa di un imputato è un diritto inviolabile, scrive nel post Cecchettin. Tuttavia credo che nell'esercitare questo diritto sia importante mantenersi entro un limite dettato dal buonsenso e dal rispetto umano. Travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste. Offensivo, umiliante cercare di convincere la Corte che Turetta non abbia pianificato tutto, come sostenuto da Caruso, dichiarazioni dell'imputato alla mano. In quel momento nella mia testa non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Né possono essere considerate crudeltà le 75 coltellate inferte alla ragazza, frutto, secondo il legale, di un cortocircuito, di un'alterazione emotiva del giovane. Per l'avvocato neppure l'accusa di stalking reggerebbe. Attenzione a non cadere nel populismo, l'avvertimento di Caruso: Turetta non è Pablo Escobar. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. Tesi, parole, stralci di frasi che 24 ore dopo spingono Cecchettin a pubblicare il suo pensiero, poche righe in carattere bianco su sfondo nero, per difendere la memoria di Giulia, umiliata dalla difesa del suo assassino, rompere il silenzio e dire di essere stato offeso, nuovamente offeso, ferito non solo da quanto subito l'11 novembre di un anno fa, ma da quel limite che la difesa avrebbe oltrepassato nell'intento di salvare l'imputato dal carcere a vita. Allora, come difensori siamo assolutamente certi di non aver travalicato in alcun modo i limiti della continenza espressiva e di non aver mancato di rispetto a nessuno. Abbiamo solo svolto il nostro dovere in uno Stato di diritto. Così all'ANSA gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, difensori di Filippo Turetta, hanno commentato quanto scritto da Gino Cecchettin, che si è detto nuovamente sentito offeso e la memoria di Giulia umiliata dall'arringa dei legali di Turetta. Degrado a Padova e anche purtroppo ancora spaccio di stupefacenti, mini market in cui è stata trovata droga. Andiamo in diretta da Chiara Gagliano. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Civotto ci troviamo davanti alla questura di Padova. Una settimana fa, lo ricorderete, l'accerchiamento di una volante è avvenuto in via Tommaseo. Due poliziotti stavano facendo un controllo a due nigeriani quando sono stati accerchiati da una decina di connazionali. Da quel momento, il giorno dopo, il questore di Padova, Marco Dorisio, lo aveva dichiarato ai nostri microfoni: nessuna zona franca in città. Una serie di controlli chirurgici mirati non solo nella zona della stazione in via Tommaseo ma anche in altre aree della città, compreso il portello. In via Tommaseo gli ultimi ci sono stati ancora blitz in questa settimana che hanno portato alla chiusura per 20 giorni di un mini market in via Annibale da Bassano, dove oltre l'orario della chiusura previsto dal comune di Padova stazionavano persone gravate da precedenti di tipo penale, ma
ma anche persone clandestine. Non solo, ancora interventi contro lo spaccio di droga, 43 dosi di eroina sono state ritrovate nascoste nelle rastrelliere, e qui torniamo in via Tommaseo, e sempre nell'area è stato arrestato un cittadino nigeriano che aveva in bocca una dose di eroina. Quindi, come vedete, la pressione in queste zone della città non diminuisce. Noi su questo abbiamo sentito il questore di Padova, Marco Odorisi. Allora vi lascio all'intervista che abbiamo raccolto proprio questa mattina. Ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Poi da Padova la linea può tornare allo studio. Quindi un episodio che sicuramente andava analizzato, preso e valutato con la giusta considerazione, e quindi abbiamo di fatto già i servizi c'erano sulla zona stazione, sulla zona per l'appunto anche di via Tommaseo e le aree limitrofe anche all'Arcella, quindi abbiamo fatto un lavoro proprio di analisi, scendere alle cause di quello che sta accadendo, abbiamo intensificato le attività e stiamo praticamente quindi passando un po' così al setaccio anche numerose attività che sono lì, che talvolta anche inconsapevolmente, parliamo di mini market, negozi etnici, anche inconsapevolmente fungono da sponda o da paravento per soggetti che sono persone dedite praticamente all'attività illecita, prevalentemente spaccio. Proprio ieri nell'ennesimo controllo abbiamo sorpreso un altro cittadino nigeriano che occultava una dose di eroina in bocca e la stava cedendo. La sera prima abbiamo anche ripeto, passato proprio, bonificato la via Tommaseo, e abbiamo gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto occultati dietro dei pali e anche dove c'è la rotonda tra le aiuole 43 dosi di sostanza stupefacente hashish e marijuana pronte per essere appunto spacciate. Quindi da un lato un'attività sicuramente di repressione per quanto concerne questi fenomeni di spaccio, a braccetto poi c'è tutta un'attività di prevenzione che stiamo svolgendo, ma che abbiamo già iniziato a svolgere ripeto mesi addietro. Cioè in via ordinaria, oltre ai controlli con i dispositivi fatti dalle volanti, vengono fatti questi pattuglioni dedicati quindi sia alla stazione che via Tommaseo. Degrado e violenza anche nel veneziano, in particolare a Marghera, dove c'è stato un omicidio in via Rizzardi e i cittadini hanno organizzato per sabato alle 12 un flash mob. Dopo l'omicidio di Van Coxa, il 41enne albanese è morto dissanguato dopo le coltellate subite lungo via Rizzardi a Marghera nella serata di lunedì scorso, dopo le 21:30, nel regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi e macedoni per la spartizione del territorio in cui truffare i turisti a Venezia, Marghera si mobilita per dire basta alla violenza. La manifestazione di sabato prossimo 30 novembre che vedrà radunarsi tutto il mondo dell'associazionismo e non soltanto, proprio poco distante da noi, alle nostre spalle, in piazzale Giovannacci alle 12 per dire basta violenza. Prenderà parte alla flash mob di sabato prossimo? No, io per impegni precedenti assunti non sarò in zona questo weekend, per cui altrimenti avrei pensato, non lo so, ci avrei pensato se partecipare o meno. L'assassinio per strada a 2 mesi dall'uccisione di Giacomo Gobbato, 26 anni, accoltellato mentre cercava di difendere una donna da uno scippo, stavolta a Mestre. Senza contare le decine di accoltellamenti da inizio anno ad oggi, e a settembre l'investimento in via Piave con un SUV di 2 senza tetto con problemi di tossicodipendenza da parte di un commercialista mestrino esasperato che prima le ha pure presi a colpi di martello in testa. Insomma, un'impennata di criminalità e di episodi di violenza oramai sistematici, e sempre per questioni legate alla droga e al controllo del territorio. Per la terraferma un bilancio di un 2024 davvero pesante sul fronte della sicurezza. Sono momenti che i cittadini portano fuori le loro idee, i loro pensieri in merito a quello che sta accadendo. L'invito di Luca, un residente al Primo Cittadino, Luigi Brugnaro, affinché prenda parte al flash mob di sabato. Scusa sindaco, però non si può fare le camminate con polizia locale e tutto là, e è chiaro che i spazzatori vanno via, i tossici vanno via e il problema va via.
Servizio di Anna Maria Parisi, momenti di terrore all'ospedale dell'Angelo a Mestre quando un uomo ha aggredito medici e infermieri, ha scaraventato delle sedie, ha cercato di rompere la guardiola, voleva essere visitato subito. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e per la parte tecnica da Simone Merlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Mestre di fronte all'ingresso del pronto soccorso dove questa mattina intorno alle 8:30 si è verificato questo episodio. La direttrice dell'ospedale all'Angelo però, Chiara Berti, la dottoressa Chiara Berti, ha voluto specificare, l'abbiamo sentita poco fa ma non si è potuta fermare qui con noi perché ovviamente potete immaginare quelle che sono le giornate al pronto soccorso. Ha voluto specificare che in realtà si tratta di un episodio che non ha nulla a che vedere con quello accaduto qualche giorno fa, ovvero domenica scorsa, quando un irlandese senza fissa dimora si è scagliato contro il vetro della guardiola, perché in questo caso questa persona, circa 50 anni, straniero anche lui, in realtà era rimasto in ospedale tutta la notte perché è una persona con problemi psichiatrici e questa mattina, quando lo stavano dimettendo intorno alle 8:30, lui voleva rimanere invece qui perché la direttrice ci ha detto in qualche modo evidentemente si sentiva più sicuro. Quando invece è stato dimesso ha dato in escandescenze e ha lanciato questi oggetti. Nessuno è rimasto ferito, la direttrice ha anche specificato che il personale è altamente preparato a queste situazioni, soprattutto quando si tratta di pazienti psichici, e quindi ci ha detto non si sono spaventati, hanno reagito seguendo i protocolli che vengono messi in atto in questo caso. Ora l'uomo, il paziente, si trova ancora qui ricoverato nel reparto di psichiatria e si deciderà che cosa fare, se tenerlo qui ancora qualche giorno oppure dimetterlo. La dottoressa invece poi ha specificato anche che per quanto riguarda gli altri episodi di aggressione a danni del personale sanitario che sono avvenuti ormai con troppa frequenza negli ultimi mesi, non ultimo appunto quello di domenica, si sta cercando di affrontarli anche attraverso una collaborazione che è stata siglata con le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, e infatti ci ha specificato proprio prima che si verifichi l'episodio in cui una o più persone danno in escandescenza, loro sanno già come intervenire e cercano di in qualche modo di anticipare, chiamando le forze dell'ordine che arrivano immediatamente e cercano di evitare il peggio. Comunque ora questa persona è ancora ricoverata qui in ospedale. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie. Andiamo subito in diretta a Vedelago, dove un ragazzo è stato picchiato, preso a calci e pugni da una banda di ladri che aveva sorpreso nella sua abitazione. Andiamo in diretta da Cristian Arboi. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo nel cuore di Vedelago, nel centro, ci ha raggiunto anche il sindaco Giuseppe Romano. È una giornata pesante, l'ennesima giornata pesante qui nella Marca occidentale, ormai nel mirino dei ladri da settimane. L'ultimo episodio che ieri sera siamo riusciti a darvi in velocità durante il telegiornale, ma che in queste ore stiamo approfondendo, riguarda per l'appunto questo 27enne che è stato malmenato da 4 ladri, con ogni probabilità dell'est, ma ce lo dirà lui stesso perché fra pochissimo vi faremo sentire le sue parole. Sequenze davvero terribili e drammatiche. Quello che vi posso dire con il sindaco al momento è che le telecamere della zona sono scandagliate, sono tante, sono diverse, ci sono tanti varchi, c'è un sistema targa system, state operando con i carabinieri. C'è un sistema targa system che attraverso una nuova implementazione che stiamo facendo con l'assessore Bordignon implementeremo, e assieme ai carabinieri e alle forze dell'ordine mettiamo a disposizione appunto delle forze dell'ordine perché questo territorio diventi ancora più sicuro rispetto ad oggi. Certo è un'impresa molto difficile, ma ci mettiamo tutta la buona volontà per farlo. Ecco, le indagini proseguono chiaramente serrate per risalire a questi colpevoli, ma anche a quelli che l'altra sera hanno travolto anche dei carabinieri a Istrana,
l'abbiamo raccontato ieri, bisogna anche capire se sono gli stessi soggetti, perché anche questo è uno dei dubbi, quindi una banda di professionisti, di ladri specializzati che sta colpendo senza scrupoli in questo angolo della Marca trevigiana. Ma veniamo alla testimonianza della vittima, questo ragazzo di 27 anni che ha tentato di fronteggiare i ladri, ma che ha avuto una risposta violentissima da parte di 4 uomini che non solo l'hanno malmenato calci e pugni, ma lo hanno anche insultato, violenza fisica e verbale. Questa è la testimonianza di Marco, è un nome di fantasia. Cos'è successo martedì sera? Praticamente i miei genitori stavano in cucina, io in salotto, e abbiamo sentito un rumore sospetto dal piano superiore. Sono andati a controllare e ci siamo accorti che porte e cassetti erano tutto aperto, e quindi siamo scesi di corsa perché abbiamo capito che c'erano i ladri. Usciti dalla porta siamo corsi in 2 direzioni diverse, io e mio padre, e mi sono ritrovato praticamente di fronte al ladro che ha iniziato a scappare. L'ho inseguito intorno a casa e poi ha cercato di fuggire dalla recinzione. L'ho braccato, però la recinzione ha ceduto e siamo caduti dal lato opposto di schiena. A quel punto ho visto 3 torce avvicinarsi ed erano probabilmente i complici che mi hanno colpito con qualche pugno alla testa e qualche calcio al fianco. Se ho ben capito erano in 4 contro 1. 4 contro 1. E il loro obiettivo era quello di farmi mollare la presa, e così ho fatto e mi sono chiuso a riccio gridando basta basta, e lì mi hanno lasciato, hanno rialzato l'altro tizio, l'altro lato, e sono iniziati a scappare per il campo. A quel punto mi ha raggiunto mio papà e abbiamo deciso di inseguirli. Lì ho preso il telefono in mano e con una mano avevo il telefono ai carabinieri e con l'altro avevo un fazzoletto pieno di sangue su. Senti Marco, hai sentito, avevano un accento straniero, parlavano italiano? Quando hanno rialzato uno dei due, hanno rialzato il ladro che avevo placcato, ho ricevuto un insulto in albanese. Quindi non voglio fare, però ho riconosciuto il termine. Che termine hanno usato? Dico proprio la parolaccia? Sì, dopo in caso. Hanno detto Shivsharot. Che significa? Tipo ti scopo la famiglia, qualcosa del genere. Quindi violenti sia nei modi che nei toni. E ti hanno preso quindi a calci e pugni, non avevano armi, coltelli? Guarda, io spero che non li avessero, fortunatamente non li hanno utilizzati. Ecco, un linguaggio anche molto violento. Mi scuso con i telespettatori, ma forse era giusto farlo sentire, perché diamo la dimensione di quello che è successo, di queste sequenze realmente drammatiche, una situazione che poteva anche trascendere, perché insomma potevano essere armati questi delinquenti, potevano fare davvero del male oltre a quello già fatto. Sì, perché non sappiamo effettivamente queste persone che intenzioni hanno, come sono, se sono armate, se non sono armate. Credo che dovremmo stare molto attenti a questa cosa, perché l'incolumità personale dei nostri cittadini è importante. Dobbiamo stare sicuramente molto attenti alla nostra reazione, però è anche altrettanto vero che distinto ti viene da reagire. Stanno entrando a casa tua, stanno rubando nella tua privacy, entrano nei tuoi ragionamenti, entrano a casa tua, quindi credo sia doveroso fare alcune riflessioni. Il brutto è che qualcuno mi dice che noi siamo chiusi in casa e loro, che dovrebbe essere l'inverso, loro dovrebbero essere rinchiusi nelle patrie galere e noi dovremmo essere liberi di girare per
il nostro paese e per il nostro territorio. Questo è quello che dovremo tentare di dare possibilmente ai nostri cittadini nel futuro. E senta Sindaco, qui stiamo parlando con ogni probabilità di bande specializzate che arrivano dall'est Europa, perché è questo l'identikit che in qualche modo possiamo far trapelare, ma non diciamo niente di che, è quello che stiamo riscontrando in questi giorni proprio sul territorio. Sì, ripeto, non diciamo nulla di nuovo, ma il problema è che continuiamo a dirlo e poi dovremo anche concentrarci sul fatto di dare delle ulteriori risposte. Allora, se sono delle bande organizzate dall'est è difficile pensare e quindi sono organizzate, ma la vera sfida, dal mio punto di vista, è che siccome poi li prendiamo, siccome abbiamo delle forze dell'ordine che sono sicuramente sul pezzo e lo dimostrano tutti i giorni, anche qui nel nostro territorio, anche qui a Vedelago di recente, l'importante è che poi quando li prendono ci sia la certezza della pena, cioè quando la magistratura ha fatto il suo corso, che questa pena sia certa, almeno passano un periodo all'interno, ripeto, delle nostre galere. Ecco perché, ultimissima battuta, direttore, Vedelago è un territorio particolarmente monitorato, ci sono diversi sistemi anche targa system, quindi questi delinquenti vengono anche identificati, acciuffati, però poi... Porto alcuni casi recentemente. Il comando carabinieri di Castelfranco assieme alle polizie locali di Vedelago ha intercettato una serie di delinquenti, sono stati presi, però poi non lo so poi com'è finita. Ho la sensazione, però una mia sensazione, che poi una volta arrestati e portati in caserma, poco dopo per varie motivazioni, per varie questioni, siano di nuovo usciti liberi, uccelli di bosco, di continuare la loro illecita attività. Arrestati ma deferiti in stato di libertà, questa è la formula che spesso... Io non sono un legale, se questa è la formula la prendiamo, ma dal mio punto di vista credo sia sbagliato, dovremo dare certezza che quando vengono presi devono rimanere certamente dentro nelle prigioni. Grazie Sindaco Romano. Direttore, da una Marca occidentale sotto assedio e non sono termini o espressioni estreme, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Proprio così, grazie molte a Cristina Arboita e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. È un vero e proprio assalto al Veneto, in gran parte sono predoni dell'est, avete sentito in questi casi albanesi, e poi ci sono anche ladruncoli di casa nostra. Qui parliamo di un furto di bottiglie di vino, è la prima pagina del Mattino di Padova, ma i ladri si ubriacano, sono stati scoperti e denunciati 3 ragazzi che si erano introdotti in una casa a Piombino Dese. E a Padova, nel Padovano, i ladri hanno preso di mira 2 supermercati dell'Alta Padovana a poca distanza l'uno dall'altro, tentato furto al Prix di Galliera Veneta in via Roma, dove i malviventi hanno cercato di forzare la porta d'ingresso, ma sono stati messi in fuga dall'allarme che è scattato. All'Eurospesa di via Peraro a Tombolo i ladri sono riusciti a scardinare una porta laterale. Una volta dentro hanno razziato alcolici prima di dileguarsi nel nulla. E vediamo addirittura non si sottraggono alle azioni dei ladri, persino le galline sono state rubate in un pollaio di Vigo d'Arzere. Non c'è pace per nessuno, nemmeno per i pollai. È un allevamento di famiglia in via Vendramina Vigo d'Arzere, quello preso di mira dai ladri che nottetempo si sono impossessati in modo furtivo di 11 esemplari di gallina giapponese. Si tratta di una specie particolare, sono di piccole dimensioni, di piumaggio vivace, hanno un carattere docile, adatto quindi alle piccole proprietà. Erano il passatempo di un anziano che non ha potuto fare altro che constatare il furto il mattino e avvisare il figlio. Sono entrati dall'argine e hanno scavalcato la recinzione, racconta sui social, e almeno questa volta non hanno fatto danni. Il danno si aggira infatti sui 300 euro, ma aumenta la sensazione di insicurezza. I ladri di galline sono tornati. Servizio di Chiara Gaiani ed è caccia all'Audi, ancora in queste ore si sta dando la caccia all'Audi che aveva creato il panico a Istrana, si era fermata questa auto all'alta
dei carabinieri, poi in retromarcia l'auto ha ferito uno dei carabinieri. Risentiamo una testimonianza. Sentiamo. Io ero esattamente davanti alla vetrina con appunto dei clienti che ho chiesto di spostarsi, perché quando la macchina è entrata e ha girato verso il negozio avevo paura veramente che sfondassero la vetrina, perché arrivava molto veloce, e invece è riuscito a inchiodare davanti alla vetrina, a fare retromarcia e poi scappare decisamente, scena dal Far West. Non trova altre parole Federico Gerotto, titolare di un negozio di materassi in centro a Istrana, per commentare l'episodio di cui è stato testimone diretto, ovvero il blocco e poi la fuga di 2 delinquenti a bordo di un Audi RS3 con targa clonata, le cui ricerche sono ancora in corso non solo nella marca trevigiana. Di certo i carabinieri che hanno tentato di fermarli hanno rischiato grosso. Uno è stato travolto, era qua a terra, ha preso mi sembra una botta sul ginocchio, però la macchina lo ha travolto, e l'altro carabiniere che era in mezzo per cercare di fermarli si è dovuto lanciare praticamente, spostarsi, perché sennò la macchina l'avrebbe travolto. Ecco. Hanno rischiato la vita. Sì, decisamente. Assolutamente sì. L'Audi, dopo essere uscita dal parcheggio a folle velocità, ha imboccato contromano la strada per Ospedaletto, direzione Resana. Nonostante l'inseguimento, sono riusciti a far perdere le loro tracce. All'indomani c'è preoccupazione, ma anche un corale sospiro di sollievo. Viste le dinamiche, poteva andare davvero peggio. Però anche qui c'è una famiglia, ad esempio, che ha dei bambini che ogni tanto scendono per salire in macchina o semplicemente per fare un giro in bicicletta, e sarebbe stata una tragedia. Da parte sua, il comune con la polizia locale sta mettendo a disposizione le immagini della videosorveglianza di Piazzale Roma e di tutte le arterie. C'è una stretta attività proprio di collaborazione quindi dei carabinieri, poi quello che possiamo fare noi con la polizia locale come amministrazioni, con la videosorveglianza, perché anche in questo luogo insomma è videosorvegliato, e vedremo insomma se ci potrà essere anche qualche elemento in più, e così anche chiediamo ai cittadini sempre di segnalare. Mi diceva il comandante: mi raccomando sindaco, devi dire, chiamatelo il 112 quando ci sono cose, non scrivete sui social. Ecco, questo è l'appello anche che mi chiedeva il comandante di fare, che rivolgo insomma a tutti gli ascoltatori. E del massiccio assalto, direi senza precedenti, al Veneto da parte dei ladri abbiamo parlato ieri sera a Foco. Sentiamo l'intervento del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Giuseppe Pan. Ci sono 2 periodi dell'anno, perché poi bisogna dirsi e avvertire i cittadini che ci ascoltano, per cui prima di Natale e prima di agosto questi signori che arrivano dall'est, che arrivano dal sud, che arrivano da dove che arrivano, devono, come definivo io, fare i regali alle famiglie a casa, e per cui per fare i regali alle famiglie a casa vanno nelle case delle gente per bene, soprattutto dalle parti nostre dove tutti hanno la casa, la villetta, qualche oro magari messo via dalla nonna dalla prima comunione, qualche soldo in casa o una piccola casaforte, e sanno benissimo che dentro le case dei veneti qualcosa trovano sempre. E questi predoni dell'est eccetera, che tra l'altro in un'ora e mezza hanno già passato il confine della Slovenia, della Croazia, e se ne tornano verso casa loro, stanno ogni anno crescendo di numero, perché purtroppo questo fenomeno, pure nelle nostre case, avendo aumentato i sistemi di allarme. Prima venivano quando andavi in vacanza, come diceva la signora, adesso ti arrivano in casa mentre stai mangiando, perché è successo anche un fatto anche increscioso anche dalle parti nostre, con 2 signori che si sono trovati là in casa che stanno mangiando alla sera, sì, esatto, addirittura marito e moglie, sì. E quindi c'è una preoccupazione veramente grande. Io non sono proprio d'accordo, se non in parte, con le parole di Poletto, perché le nostre forze dell'ordine li trovano, a volte li scovano, a volte li arrestano, a volte li portano anche e dopo 3 secondi sono già fuori. Perché io mi ricordo, quando ero sindaco, c'era un tunisino, giusto per non dire dove arrivava, che aveva rubato 17 volte, preso 17 volte come si dice, in flagranza di reato dentro le case, e per 17 volte da Padova, dalla grandissima magistratura padovana, è stato rilasciato H24 subito dopo. E quindi cosa stiamo parlando? Prima la signora americana lì diceva dell'impunità, purtroppo sanno che qui
non gli succede niente, che non gli fanno niente, che sono reati, che cosa vuoi che sia lo spaccio, cosa vuoi che sia rubare, hanno avuto un'infanzia difficile, arrivano da paesi in guerra, hanno avuto tutte le sfighe della terra. E allora, questo era Giuseppe Pagni ieri sera a Focus. Torniamo anche su altri furti, quello ai danni di Emilia Patteani, direttrice scientifica dell'Istresco. Sentiamo cosa ci ha detto. L'accoglienza che hanno avuto da tutti i libri della casa deve averli disorientati, perché hanno cominciato a spostarli nelle prime librerie, a disfarsi, a farli cadere, eccetera, ma poi dopo, probabilmente frustrati, se ne sono andati. Risparmiamo una seconda visita. Loro cercavano una cassaforte, noi non l'abbiamo. Hanno ispezionato ogni singolo angolo della casa, guardato dietro ogni quadro, ma i ladri entrati in azione in questo condominio di via Giovanna d'Arco a Canizzano se ne sono andati a mani vuote, come precisa anche la proprietaria Emilia Peatini, nota a Treviso per il suo impegno nell'Istresco. I delinquenti si sono arrampicati sulla grondaia e hanno smontato la porta finestra della loggia, un lavoro da banda specializzata. Smontare un'intelaiatura di 1,5 metri per 3 senza farla cadere, insomma ventose, cioè persone che hanno gli strumenti per fare, insomma, e che studiano probabilmente. Professionisti, questo è. Esatto, noi non abbiamo subito un furto, abbiamo subito un'effrazione e un'invasione della nostra casa, ma ci sembrava giusto fare la denuncia ai carabinieri perché dobbiamo in qualche modo fare qualcosa contro i furti che sono sempre più frequenti. Tra i vicini di casa un appello preciso arriva dalla nota pittrice Gio Ferrante, che si rivolge soprattutto al comune. A volte anche piccoli dettagli possono fare la differenza. Aumentare la potenza delle luci, perché qui veramente alla sera, ormai che è d'inverno alle 5 notte, di aumentare un po' la luce, perché qui veramente, guardi, è un cul-de-sac, quindi non c'è nessuno che guarda che passa. Siamo al buio completo, perché passate le 5 vedete com'è la situazione. Quindi veramente io ho paura, questo lo dico sinceramente. I cittadini hanno paura e raffica di furti anche a Rossano Veneto. Qualche giorno di tregua, ma ora è di nuovo allarme. A Rossano Veneto, dopo l'ondata di furti e l'operazione di polizia locale e carabinieri che avevano bloccato un'auto con i ladri a bordo, riusciti a fuggire a piedi, era tornata la calma. Apparente però, perché nelle scorse ore sono ripartite le segnalazioni dei cittadini, bersagliati soprattutto nell'orario del tardo pomeriggio e prima di cena, magari quando ci si assenta solo per pochi minuti per fare la spesa o accompagnare i figli che praticano sport. Telecamere, controlli della polizia locale, le armi a disposizione di un sindaco che annuncia assunzioni di nuovi vigili. Cosa può fare un sindaco è comunque potenziare il sistema di telecamere, che poi è quello che ci ha permesso 15 giorni fa, 10 giorni fa, di intercettare l'auto dei malviventi, e potenziare la polizia locale, gli organismi di polizia locale. Noi adesso con l'inizio dell'anno assumeremo un nuovo agente. Fondamentale la collaborazione dei cittadini con i cosiddetti controlli di vicinato. Meglio una telefonata in più alle forze dell'ordine che girarsi dall'altra parte e finire per favorire involontariamente i ladri. Però dopo serve sempre quel buon senso che avevano i nostri genitori, i nostri nonni, il senso del vicinato, del buon vicinato, quindi segnalare se si vedono cose sospette, perché a volte è meglio fare la figura del ficcanaso piuttosto che fare la figura del vicino che ha visto e magari non si è accorto che il vicino aveva il ladro in casa. Ancora incidenti stradali, ci sarebbe un tragico sorpasso o un malore all'origine dello schianto nel pomeriggio a Villorba tra un camion e un'auto. Morto il conducente di quest'ultima, un 65enne di Spresiano, ex lagunare. La postumia romana è andata in tilt.
L'impatto frontale violentissimo tra una Volvo Station Wagon bianca e un camion di un'azienda di logistica feltrina. Il conducente della vettura che muore sul colpo, la postumia romana che va in tilt. L'incidente a Villorba intorno alle 15 nel tratto tra le intersezioni con Vicolo Verdi e via Minatole in zona Castrette. Sarebbe stata proprio la Volvo che procedeva in direzione Catena a invadere la corsia opposta andando a schiantarsi contro il camion. Un sorpasso finito male o un malore del conducente della vettura, le ipotesi al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. Al volante c'era Natalino Bragato, 65 anni, nato a San Donà di Piave, residente a Spresiano, ex elettricista in pensione. Ferito, ma in maniera non grave, il giovane camionista di origini romene che ha invano tentato di evitare la Volvo sterzando. Per lui solo qualche contusione, ma a titolo precauzionale. È stato comunque trasportato al pronto soccorso. Lo schianto mentre nelle aziende che si affacciano sulla strada si stava lavorando. Alla ZP Arredamenti il rumore del terribile schianto è stato avvertito chiaramente. Ho sentito soltanto il botto perché ero al telefono e dopodiché sono uscita e ho visto quello che era successo e ho chiamato subito i soccorsi. Ma questa è una strada dove si corre o... Certo, sì, non c'è sfogo nel marciapiedi laterali, ma comunque sì, è una strada ad alto traffico, questo sicuramente. La chiamata ai soccorritori, l'arrivo del SUEM 118 e dei vigili del fuoco, mentre lungo la postumia trafficata a tutte le ore si formavano lunghe code. Per lo sfortunato automobilista non c'è stato nulla da fare, molto conosciuto per la sua attività, ma anche per il grande impegno nel volontariato e nel sociale. Bragato lascia la moglie e una figlia. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Purtroppo fatti come questo continuano ad accadere sulle strade trevigiane, ha detto. La sicurezza stradale è un tema su cui continueremo a lavorare col massimo impegno per cercare di fare prevenzione ed evitare per quanto possibile che si ripetano tragedie come questa. Servizio di linea Paronetto, adesso andiamo in diretta a Rosà da Alex Giuliano perché ci sono troppi incidenti sulla statale 47. A te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, dici bene, e in realtà noi ci possiamo collegare con il vice sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, presente qui con noi, agli ultimi 2 servizi che hai mandato in onda, perché sì, parliamo di incidenti stradali, ma ci sono anche furti a Rosà. Rosà era stato uno dei comuni, diciamo, lasciati tra virgolette in pace dai ladri in queste settimane di vere e proprie ondate di predazione nella pedemontana. Io partirei da qui perché proprio nelle ultime ore il primo caso a Rosà e quindi adesso si lavora sulla prevenzione, si lavora sull'intensificazione dei controlli, vice sindaco. Sì, statisticamente questo periodo qua è il periodo che si accentua ai furti. Abbiamo fatto un incontro già 15 giorni fa con la polizia locale e abbiamo dato il mandato di uscire nelle strade tutti i giorni, soprattutto nel periodo pomeridiano verso sera, con un costante controllo. Abbiamo fatto un accordo anche con i carabinieri della zona per fare un monitoraggio continuo, tant'è che qualche giorno fa abbiamo anche fatto dei controlli mirati, naturalmente adesso sono di indagini in corso. Questi controlli mirati riguardano anche il monitoraggio di alcuni ragazzini, insomma, perché ci sono anche situazioni di degrado un po'. Sì, nella parte centrale abbiamo anche dei ragazzini, naturalmente sono tutti atti vandalici che naturalmente stiamo monitorando, però monitoriamo in maniera costante, è un insegnamento che vogliamo dare ai ragazzi, non certo una cosa di repressiva. E a proposito invece del tema principale, ovvero la sicurezza stradale, su quella che è un'arteria problematica come la statale 47, domenica l'ultimo caso con il mortale di un investimento di un 85enne a bordo della sua bicicletta, ma proprio 2 anni fa, in questi giorni, qui perdeva la vita Suor Ferdinanda, investita da un camion. Insomma, vice sindaco, la statale 47 continua a essere problematica. Purtroppo permane un problema anche che stiamo portando avanti sul tavolo con la Regione Veneto, stiamo attendendo ancora delle risposte, ma naturalmente l'amministrazione si sta muovendo, si è mossa un anno fa mettendo delle protezioni lungo la parte centrale, la più abitativa, riducendo i passaggi a livello, ai passaggi pedonali perché sono molto pericolosi. Stiamo lavorando ancora sulla viabilità non solo della statale ma anche di tutto il paese con ciclopedonali, ma è un problema veramente importante perché il traffico è molto pesante. Ecco, come potete vedere dalle immagini di Alessandro Costacurta, insomma, il traffico anche a quest'ora, insomma, sulla statale con il passaggio dei camion è sicuramente intenso.
In chiusura, Vice Sindaco, episodi come quelli di cronaca nera, insomma, che si sono verificati negli ultimi giorni fanno riflettere. Adesso è un momento particolare, un momento difficile soprattutto, ma l'unica cosa che l'amministrazione ha, le armi che ha, è quello di fare un monitoraggio sul territorio, perché la parte repressiva, parte in particolare dell'insegnamento, è la cosa migliore. Stiamo facendo nelle scuole con l'insegnamento ai ragazzini, ma soprattutto è un insegnamento anche ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo anche dei media, perché sono quelle che sono le forze che danno spinta poi ai ragazzi di uscire in massa a fare anche degli atti di degrado. Sull'aspetto della viabilistica tutti corrono, perché credo che abbiamo il problema della velocità, abbiamo un problema soprattutto anche i passaggi col rosso nei livelli, perché anche questo passaggio qui in centro abbiamo anche questi problemi, per cui Rosà con un passaggio di 27.000 veicoli al giorno, di cui un terzo sono traffico pesante, abbiamo dei grossi problemi e credo che la Regione Veneto anche su questo ci deve veramente correre e spingere per risolvere questo problema. Un appello chiaro, quello del vice sindaco Paolo Bordignon. Direttore, noi da Rosà vi restituiamo la linea. Grazie molte Alex Giuliano, Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Andiamo subito in diretta a Vicenza perché vedo Federico Fusetti con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Il comune come intervento antidegrado ha deciso di ridurre l'orario di alcuni bar e negozi. Federico Fusetti, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo a Vicenza, siamo in comune, l'argomento è degrado, nel senso di alcuni locali che creano, diciamo, un po' di problemi al decoro pubblico, quindi bivacchi e altro, ma parliamo soprattutto di un provvedimento che ci pare di capire è veramente unico nel suo genere, che è arrivato dopo mesi di indagini e nello stesso tempo anche di procedure legali, quindi di, diciamo, attenzione a rispettare le regole anche da parte vostra. Sindaco Giacomo Possamai, quindi alla fine che cosa avete deciso di fare? Intanto buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È davvero un provvedimento senza precedenti, nel senso che oggi abbiamo emanato 8 provvedimenti contemporaneamente per 8 locali della città, in particolare della zona del Quadrilatero, per cui via Milano, via Firenze, via Torino, la zona di via Gorizia e San Felice Fortunato e via Quintino Sella, quindi le zone che in questi anni hanno dato più difficoltà dal punto di vista del degrado e della sicurezza. 8 locali che sono fonte di bivacco, che vendono alcolici a persone che poi vanno a bivaccare a Campomarzo, anche luoghi dove c'è stato spaccio, dove è stato registrato spaccio. È stata fatta una pesantissima indagine, importantissima indagine da parte della polizia locale, che dal 1° di gennaio al 15 di ottobre ha tenuto monitorati in borghese questi locali, appunto relazionando poi al nostro ufficio commercio, che ha preparato questi 8 avvii del procedimento. Quindi si danno 7 giorni a questi locali per controdedurre, perché questo prevede la legge. Finiti questi 7 giorni partono 8 provvedimenti che prevedono la riduzione di orario di attività, che prevedono la proibizione della vendita di alcolici, per cui il messaggio è molto chiaro: le regole vanno rispettate, chi non le rispetta viene punito, questo sia per rispetto dei cittadini e dei residenti di quei quartieri, sia chiaramente dei commercianti che si comportano onestamente. Quindi si può parlare di, appunto, rispetto per chi lavora onestamente, ma anche di tolleranza zero a questo punto. Si può parlare di tolleranza zero e soprattutto di un provvedimento che va veramente a colpire in maniera specifica 8 locali. Di solito c'è un provvedimento per un locale o per, appunto, casi ridotti. In questo caso andiamo a colpire tutta una zona, perché in questa zona abbiamo registrato in questi anni difficoltà vere, ma per arrivare a questo provvedimento ci è voluta un'attività di indagine lunga, profonda, perché poi il rischio di ricorsi c'è naturalmente, e per essere preparati di fronte al rischio di ricorsi ci vogliono delle pezze d'appoggio, un'attività di indagine che sia veramente ben circostanziata. Avete avuto anche collaborazione da parte dei cittadini, segnalazioni, cioè vi è stato utile, diciamo, il rapporto con i cittadini? Il rapporto con i cittadini è stato fondamentale. Cioè, l'attività di indagine è partita su questo, sulle segnalazioni dei cittadini che ci hanno nel tempo segnalato locali che davano problemi, disturbo, e con, appunto, questo provvedimento che non ha precedenti per ampiezza e durezza abbiamo deciso di intervenire.
Ringraziamo il sindaco Giacomo Possamai, buon lavoro. Direttore, ti restituiamo la linea, io e Simone Squarcina. Grazie molte da Vicenza. Adesso andiamo a Treviso, dove è caccia a un 29enne del Bangladesh, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che ha aggredito nel pomeriggio di domenica una 14enne di paese. Il giovane si era seduto sulla panchina di un binario accanto alla ragazzina, poi all'improvviso l'ha afferrata e baciata sul viso e sulla bocca. La giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire chiedendo aiuto al papà. Insieme al genitore ha poi presentato una denuncia ai carabinieri. Grazie alla telecamera di sorveglianza l'uomo è stato identificato dalla vittima. Si tratta di un 20enne del Bangladesh, un nulla facente senza fissa dimora, che già lo scorso 25 ottobre era stato arrestato perché aveva molestato un'altra ragazzina minorenne a Montebelluna. L'uomo dopo il fatto si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Aveva già molestato una ragazzina, ci si chiede perché debba ancora circolare liberamente sul territorio invece di essere rispedito nel suo paese, dove peraltro in queste circostanze le pene sono severissime. Degrado, vediamo ancora una stazione dove c'è degrado, è ancora quella di Vicenza. Il personale è costretto a lavorare in condizioni preoccupanti da mesi. Il sindacato UGL chiede un incontro con la prefettura. I bagni della stazione dell'autocorriera SVT di Vicenza oggi sono ancora chiusi. Qui nel fine settimana si è verificato l'ultimo episodio di degrado e aggressione che ha visto coinvolto il personale della società vicentina di trasporto pubblico. 2 pregiudicati stranieri dediti allo spaccio e al consumo di droga si erano appartati per consumare una dose. Il personale dedito alle pulizie e infine un controllore erano intervenuti per allontanare i soggetti, ma la cosa non è finita lì. Uno di questi repentinamente di sorpresa è tornato indietro e ha preso alla sprovvista il controllore, lo ha punto sulla mano con una siringa in 2 occasioni e ha anche avuto il coraggio di dirgli: ecco, adesso ti ho attaccato alla malattia. Un episodio gravissimo che purtroppo si aggiunge a una lista molto lunga di eventi che vedono i lavoratori ma anche gli utenti bersagli loro malgrado di una situazione di degrado. Il sindacato UGL oggi ha chiesto ufficialmente l'intervento del prefetto. I lavoratori alle 5 di mattina vanno a prelevare l'autobus e spesso e volentieri devono far sloggiare persone che cercano rifugio, che poi hanno un comportamento comunque che va oltre quello di cercare rifugio, perché inzozzano, lasciano siringhe, per cui gli autobus poi non possono più uscire perché devono essere controllati, puliti. Chiediamo la prevenzione dov'è, ma il CEO, l'RSPP, e mi attengo sempre al testo unico, che in questo momento dovrebbe avere già le contromisure che hanno attuato. Io oggi come oggi penso che nessuna contromisura è stata attuata. Mi pensavo che avessero istituito un tavolo tecnico con l'IRLS, come viene fatto normalmente, e mettere in sicurezza le postazioni di lavoro. Tecnicamente l'autostazione è di proprietà privata, stiamo parlando di ambiente pubblico e spesso e volentieri registriamo fatti di maleducazione e di violenza che ovviamente esulano dalle possibilità di intervento della società. E tra l'altro sono situazioni che ogni anno vediamo stanno crescendo. Il nostro impegno come società è quello di essere vicini sempre eventualmente alle autorità competenti quando accadono fatti gravi come questi. La proprietà, io ritengo che possa fare delle pressioni, ad esempio alla prefettura, affinché i militari che prestano servizio nei dintorni di Campomarzio e della stazione dei treni possano entrare a fare delle ronde e pattugliare anche la sicurezza dei locali della sala d'attesa, del portico dell'autostazione, anche diciamo per tutelare quello che sono l'incolumità dei passeggeri oltre a quella dei lavoratori. E i cittadini chiedono un rinforzo della presenza delle forze dell'ordine e i militari dell'operazione Strade Sicure. Di giorno no, di notte sì. La notte è un po' pericolosa, cioè di notte c'è da aver paura o ci sai fare, non hai paura, bene, se hai paura ti conviene restare a casa. Cioè, io non ho mai vissuto grandi situazioni, a parte alcune richieste un po' strane, però alla fine se sali in corriera devi avere il biglietto come li hanno tutti, e se non ce l'hai sarebbero giusto
farli scendere. Mi paura anche a me perché io grido sempre da loro per non si bucare in bagni, ma Non succede. fino adesso no, non mi è successo nulla. Cosa ci vorrebbe? Non lo so, era più bene quando era esercito in giro, poteva entrare anche in stazione. Loro adesso non possono entrare fino in stazioni. Dico anche un minimo di controllo, la gente deve sapere, c'è la gente che è sbandata, se trova un posto, capite, dove possono fare assolutamente quello che vogliono, ci vanno, ci ritornano. La prima volta che trovano un controllo, uno che dice cosa stai facendo, cosa non stai facendo, vediamo. Le leggi devono essere riviste. Forse quello che basterebbe, a mio modo di vedere, sarebbe solamente una presenza di un controllo. Ecco, tutto qua. Perché a volte le cose possono sembrare così difficili, in realtà non lo sono, perché una persona, un vigente, ad esempio la stazione dei treni, ha la fortuna di avere la Polfer, a suo tempo noi, la Polfer mi sono sentito dire che non possono arrivare fino qua da noi. Capisce bene che magari una passeggiata, un giro, puoi farlo. Ecco, abbiamo il distretto di fronte a noi della polizia. Anche quello poteva essere, sembrava che fosse qualcosa di realmente poteva aiutare. Avranno altre cose da fare, ecco. Però questo è lasciato un po' abbandonato a se stesso e la cosa dà un po' fastidio. Ci vorrebbe non dico una persona fissa, ma almeno qualcuno che passi, la polizia, più volte al giorno. I militari sono di là in stazione dei treni e qui in questa stazione non si sono mai visti, ma quello deve essere un deterrente, non è che devono fare qualche altra cosa, ma vedendoli anche questi personaggi che sono qua, che gravitano dalle 5:30 del mattino fino alle 7:30, 8 di sera, chiedono l'elemosina, rompono le scatole alla gente, spaccano le macchinette, spaccano i bagni, cioè ci vorrebbe solamente qualcuno che passa ogni tanto. Ancora cronaca, un incendio ieri pomeriggio ha distrutto parte di un capannone della carrozzeria Eugania a Battaglia Terme. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta, ma alcuni mezzi sono stati bruciati. I vigili del fuoco arrivati da Este, Abano e Padova hanno impiegato ore per domare il rogo. L'area è stata posta sotto sequestro per accertare le cause dell'incendio. Danni ingenti alla struttura ammonterebbero a circa 200.000 euro. E un altro incendio nella notte ha gravemente danneggiato uno stabile di 2 piani a Villafranca Veronese. Fortunatamente non si registrano feriti. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme uscire da una finestra al primo piano ed hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco arrivati da Verona e dal distaccamento volontari di Villafranca con 4 mezzi e 14 operatori hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme che stavano interessando gli appartamenti e il tetto in legno, evitando che si propagassero le fiamme agli edifici confinanti. Sono riprese questa mattina a Cogollo del Cengio le ricerche del corpo di Anna Maria Henao, l'ereditiera quarantenne scomparsa in Spagna il 2 febbraio scorso e si sospetta possa essere stata uccisa dall'ex marito e sepolta appunto nei boschi vicentini. Le ricerche erano state sospese. La Polizia Scientifica di Vicenza con le autorità spagnole e americane stanno battendo fin dalle prime ore della giornata l'ex strada del Costo, indicata dal GPS dell'auto come luogo di una sosta prolungata dell'ex marito 36enne, manager di origine serba. Chiusa dagli inquirenti la strada con un'ordinanza del sindaco del comune vicentino. Perlustrazioni più approfondite saranno fatte in una zona in cui nel corso dei mesi ci sono state delle frane e hanno reso più accessibili alcuni punti prima irraggiungibili. Qui la vediamo in compagnia del marito. Le ultime ricerche erano avvenute ad agosto e si erano concluse dopo alcuni giorni senza esito. Adesso torniamo a Venezia, dove in aula, in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, c'era questa mattina Gino Cecchettin. Sentiamo in diretta Filippo Fois.
Sì, riprendiamo la linea qui da Palazzo Ferrofini. Gino Cecchettini è ancora qui perché non si è ancora concluso il convegno. Noi intanto però siamo in compagnia del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, al quale chiediamo immediatamente se dal punto di vista legale ci siano sufficienti tutele per questo genere di problema che abbiamo visto e sta continuando a diffondere. Sì, le tutele legali e quindi quanto previsto nel codice penale è stato abbondantemente integrato negli ultimi anni. Io dico che dal punto di vista della normativa, dal punto di vista del personale di polizia giudiziaria dedicato a questi reati, dal punto di vista del personale delle procure della Repubblica, dei sostituti delle procure della Repubblica dedicati a questi reati, stiamo e abbiamo fatto moltissimo. Più di così, francamente, è difficile. Dice che il resto è un problema culturale alla fine. Il resto è un problema culturale ed educativo e i problemi culturali ed educativi non si risolvono con uno schiocco di dita o con un batter di ciglia. Devono essere instillati nelle giovani generazioni concetti che oggi non sono presenti. Quindi dobbiamo tutti, come genitori, come avvocati, come politici, come nel ruolo che rivestiamo all'interno della società, fare dei passi avanti. Prima abbiamo incrociato anche l'assessore Mantovani, che è assessore regionale alle pari opportunità, la quale ci ha detto che il fenomeno veramente nelle nuove generazioni sta prendendo una bruttissima piega. Si era parlato però nei giorni scorsi anche di quale fosse l'incidenza dell'immigrazione nel nostro paese. Secondo lei si tratta di un fenomeno trasversale oppure ci sono delle zone particolarmente a rischio della nostra società? Assolutamente trasversale, non esiste un problema legato all'immigrazione. Se prendiamo gli ultimi femminicidi in territorio veneto vediamo che sono tutti, quasi tutti ragazzi delle nostre parti. Per quanto riguarda invece il fenomeno sociale è che questi ragazzi percepiscono il no e la sconfitta come una gravissima lesione a tutto quello che sono le loro convinzioni. Dobbiamo far capire ai ragazzi e alle nuove generazioni che perdere, che ricevere un no da una ragazza non è una sconfitta, che di fronte hanno un soggetto libero che può dire di no e può fare quello che vuole nella vita, vestirsi come vuole, dire quello che vuole, accompagnarsi con chi vuole. Grazie avvocato. Direttore, noi ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Filippo Fois, mi pare ci fosse Simone Merlo con lui, se non ho capito male. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito con altre notizie e altri collegamenti. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni di Calalzo di Cadore è stato arrestato dalla polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione all'interno della sua autovettura, all'uscita dal casello autostradale di Belluno della A27, gli agenti hanno trovato un involucro contenente 122 grammi di cocaina. Presso la sede di Dolomitibus a Belluno è stata presentata una importante iniziativa a sostegno della campagna contro le truffe agli anziani promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno, volta a sensibilizzare i cittadini. Sentiamo. Carabinieri e Dolomitibus insieme per un progetto che sugli autobus ci farà leggere lo slogan "Attenti alle truffe". Questa iniziativa rientra nella campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani e ringraziamo Dolomitibus che ha aderito al nostro appello di diffondere un warning, un messaggio chiaro a tutta la popolazione, applicando dietro a 10 autobus che gireranno nell'intera provincia un messaggio di prestare attenzione. L'iniziativa ha come obiettivo quello di informare attraverso questa campagna mobile di comunicazione sociale sui rischi delle truffe perpetrate di persona, al telefono, per posta online. I truffatori possono spacciarsi per operatori delle compagnie per la fornitura di gas, luce, acqua o addirittura appartenenti alle forze dell'ordine. Attenzione ai finti carabinieri, a tutti quelli che vi telefonano anche sul telefono fisso, anche da numeri che magari conoscete. Se avete un dubbio, chiamate. I consigli che vogliamo dare a tutte le persone anziane, ma non solo, è: primo,
non aprite la porta agli sconosciuti. Secondo, non consegnate denaro, tantomeno gioielli, a nessuno. È proprio sulla prevenzione che punta l'Arma, avendo potuto riscontrare come un'efficace e diffusa campagna di informazione abbia consentito negli ultimi tempi che molte potenziali vittime non cadessero nell'inganno. I casi sospetti vanno segnalati al 112, rendendo possibile contrastare il fenomeno ed evitare che altre persone subiscano lo stesso tipo di raggiro. Appena vedete questo video trasmesso dalla televisione, prendete il vostro cellulare, chiamate la nonna, il nonno, la zia, lo zio, ditegli quello che potrebbe accadere. Servizio di Fabio Fioravanzi, vediamo l'omicidio di Shenpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 56 anni che è morto lo scorso giugno. Samuel Battistella, il ventenne accusato del delitto preterintenzionale, e agli arresti domiciliari. Gli aveva sferrato un pugno tanto violento da farlo cadere a terra. Shenpei Tominaga, il 56enne imprenditore giapponese, morì lo scorso giugno dopo aver sbattuto la testa sul pavimento di un locale etnico in via Pelliccerie nel centro di Udine. Arrestato per omicidio preterintenzionale, Samuel Battistella, 20 anni, di Mareno, dopo oltre 5 mesi dietro le sbarre, lascerà il carcere per scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari. A confermare la notizia è stato il legale del giovane, l'avvocato Stefano Arrigo. Ho parlato con il signor Battistella, ci ha pensato un po' perché inizialmente, come credo sia noto, non voleva gli arresti domiciliari perché non voleva pesare sulla famiglia. Oggi, a distanza di circa 5 mesi dall'arresto, ha ritenuto di accettare il mio consiglio di chiedere gli arresti domiciliari e quindi li ho chiesti, anche perché ho ritenuto che comunque per il tempo trascorso, per la buona condotta tenuta in carcere, ci fossero delle buone possibilità che il giudice accogliesse la richiesta, come poi fortunatamente è successo. Il GIP del capoluogo friulano ha anche stabilito che Battistella, accolto a casa dei genitori che si sono detti disponibili ad ospitarlo, sarà sotto stretta sorveglianza grazie al braccialetto elettronico. Dopo la tragedia, una volta arrestato, il giovane aveva detto ai poliziotti di essere stato lui a sferrare il pugno, ma di non aver mai voluto fare del male a Tominaga, né tantomeno di ucciderlo. Coinvolti nell'omicidio altri 2 giovani che sono in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi su ricorso della Procura di Udine contro la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Udine facendo cadere il reato di concorso morale in omicidio. L'avvocato Arrigo nei prossimi giorni andrà a parlare con Battistella per organizzare la linea difensiva. Intanto si attende la fissazione dell'udienza. Ritengo che nel giro di qualche settimana, non so se adesso entro l'anno o a gennaio, ma presumo che avremo una data di fissazione dell'udienza, certamente. Una notizia dell'ultima ora: alle 12:30 circa un aereo Piper è uscito di pista all'aeroporto Canova di Treviso, non ci sarebbero feriti, ovviamente sul posto ci sono vigili del fuoco e personale dell'aeroporto, oltre che ambulanze. Domani lo sciopero generale, si preannuncia alta l'adesione, lo sciopero indetto da CGIL e UIL, la CISL si è dissociata, contro la manovra finanziaria del governo. A Padova una manifestazione e un corteo. Su 930.000 abitanti nella provincia di Padova, 55.000 sono poveri assoluti, ovvero hanno un'entrata annua sotto i 12.000 euro lordi. 4 su 5 sono donne e sono le fasce più deboli le vittime di questa manovra finanziaria del governo. Partono da questi numeri le istanze che i sindacati CGIL e UIL porteranno in piazza venerdì per la giornata di sciopero generale. Una manovra che, a detta dei sindacati, infliggerà 7 anni di austerità con tagli per 13 miliardi e che minerà il comparto industriale, che anche nel Padovano mostra segnali di crisi. La cassa integrazione complessivamente è aumentata del 35%, quella ordinaria del 65%. Abbiamo aziende come quelle che lavorano nell'ambito del settore delle macchine agricole che non avevano cassa integrazione dal 2009 e adesso c'è. Le ore di cassa integrazione sono sostanzialmente aumentate, come dicevo, del 65% e sono le più alte dopo il periodo della pandemia, e questo avviene in una provincia come quella di Padova.
Padova, e quindi questo dato evidentemente è un dato preoccupante, si aggiunge ad una situazione salariale già critica, perché ricordiamo che la cassa integrazione riduce anche la retribuzione. Cresce anche il numero dei lavoratori inattivi nel Padovano, così come il dato della precarietà che presta il fianco al lavoro nero. A preoccupare i sindacati è anche il tema delle pensioni. Io trovo moralmente inaccettabile che si pensi di dare 3 euro d'aumento alle pensioni minime, che sono 10 centesimi al giorno di aumento. Io lo vedo come uno schiaffo morale. E questi hanno un'idea ben precisa di paese, ed è questo che noi stiamo provando a dire, no? E diremo nelle nostre piazze, totalmente democratiche peraltro, perché chi è lì perde per quella giornata il salario. Noi diciamo che hanno un'idea precisa di paese, è diviso in due la fetta. C'è una parte che sta molto bene, che potrà stare ancora meglio, e una parte che già oggi è in difficoltà e in sofferenza e che sicuramente continuerà a vedere aggravata la condizione di disagio e di sofferenza. Le richieste dei sindacati sono 3: aumento dei salari e delle pensioni, maggiori finanziamenti a sanità, istruzione e servizi pubblici e maggiori investimenti nelle politiche industriali. L'adesione allo sciopero si preannuncia alta nel Padovano, con migliaia di persone attesa la manifestazione che partirà alle 10 venerdì da Piazza Garibaldi, passerà per le piazze del centro e tornerà al punto di partenza per gli interventi dal palco. Servizio di Valentina Visentino, oggi in regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Ci sarà un corteo anche domani a Vicenza per chiedere l'aumento di salari e pensioni e contro la manovra. Siamo preoccupati perché anche nel Vicentino la situazione economica è preoccupante. I dati economici ci dicono che la produzione industriale è in costante calo e non ci sono segnali di inversione di tendenza, e temiamo che questo possa avere riflessi sull'occupazione ma anche sullo sviluppo del nostro territorio. Il governo non ha messo in campo risorse a sostegno delle politiche industriali, né risorse a favore delle lavoratrici e dei lavoratori per i rinnovi dei contratti, né per sostenere lo Stato sociale, che anche nel Vicentino comincia a dare segnali di difficoltà. Ecco che a seguito del mancato incontro con il governo dopo la manifestazione a Roma lo scorso ottobre, CGIL e UIL hanno indetto per venerdì prossimo una giornata di sciopero generale. Un corteo di lavoratori attraverserà anche a Vicenza il centro storico da Piazza Esedra. La richiesta al governo è di aumentare salari e pensioni, con particolare attenzione al rinnovo dei contratti di lavoro scaduti. Il timore è inoltre per una progressiva fragilità dei servizi, a partire da sanità e scuola, che costituiscono un asset imprescindibile di welfare a sostegno delle famiglie. Per questo lavoratori pubblici e privati scenderanno in strada insieme. Da Vicenza deve partire un segnale chiaro che ai lavoratori, alle lavoratrici e ai pensionati non va bene questa manovra di governo, che ancora mantiene grandi differenze fra lavoratori e rispetto appunto alla fiscalità, rispetto a quello che sono l'accesso ai servizi, rispetto appunto a tutte queste, a quelle che sono le motivazioni principali appunto di questo sciopero. E a Padova non si placa la polemica sulle luminarie di Natale in centro, vediamo perché. Via Dante, Ponte Molino, via Fiume, via Gorizia, via Manin, via Petrarca. Queste alcune delle vie di Padova che, secondo i commercianti della CC, vivranno un Natale meno luminoso. Non è piaciuto ai negozianti del centro il bando per la richiesta di rimborso affidato alla Camera di Commercio. È discriminatorio, dicono. Mi dispiace poi tra l'altro perché l'amministrazione comunale che come dire, ha sempre detto che combatte le discriminazioni, ha discriminato i commercianti di questa città. Li ha discriminati perché ha fondamentalmente favorito commercianti che sono in una via piuttosto che commercianti che sono in un'altra via. Ha discriminato i commercianti che sono associati alle associazioni di categoria della Camera di Commercio e ha discriminato quelli che non sono associati alla Camera di Commercio. Io dico sempre che i figli di due genitori sono uguali. Se io ho 3 figli e ho una bistecca, ovviamente faccio mangiare tutti e 3, non solamente uno, e gli altri muoiono di fame. Un flash mob con le luci in Sala Verde al Pedrocchi per sottolineare come per i commercianti sia stata sbagliata la gestione delle luminarie natalizie da parte del comune. Aree che abbiamo abbellito la città, esattamente questo. Ci hanno detto che dobbiamo continuare a pagarcele come abbiamo fatto sempre negli anni precedenti. Cioè è
anche una solidarietà tra commercianti, quella delle luci, cioè è un far vedere anche un anno mancano a me, l'anno dopo mancheranno a te, metto i soldi io per te. C'è stata mancanza di comunicazione con le associazioni di categoria e Palazzo Moroni. Effettivamente è curioso, quantomeno curioso, che 90.000 euro, quindi del comune, 90.000 euro siano stati affidati alla Camera di Commercio e quindi il bando poi è stato praticamente, si è sviluppato all'interno delle strutture della Camera di Commercio. Molti malati per causa dell'influenza stagionale, tanta gente che passerà il Natale probabilmente a letto. Fa il punto della situazione il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che avverte sull'arrivo dell'influenza australiana. Abbiamo circa 123 persone ricoverate per sindrome respiratorie e collegate alle forme influenzali. Fa il punto sull'andamento dell'influenza stagionale il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Virus, quello di quest'anno, che sta colpendo in anticipo rispetto allo scorso. 100 le persone attualmente ricoverate, ma la situazione resta sotto controllo. A preoccupare è l'arrivo della cosiddetta influenza australiana, particolarmente aggressiva. L'influenza di tipo quella australiana, come si suol dire, arriverà a gennaio. Pochi ad ora i ricoveri per Covid. Attualmente nelle RSA, quindi nelle case riposo e in ospedale, complessivamente abbiamo solo 6 persone che sono ricoverate, cioè che hanno contratto il Covid e sono in ospedale. Tutto il resto si traduce come una forma, diciamo, blanda influenzale che si risolve in pochi giorni. L'invito dell'azienda sanitaria è quello di vaccinarsi. Continua infatti la campagna vaccinale. Ad oggi la percentuale di copertura si attesta intorno al 49%. L'auspicio è quello di arrivare almeno al 65%. Vaccinatevi perché c'è tempo, perché i vaccini possiamo tranquillamente fare fino a metà dicembre, quindi andate dai vostri medici di famiglia, andate nelle sedi opportune dell'ULSS, del Dipartimento di Prevenzione, e vaccinatevi. E così il direttore Francesco Benazzi. Intanto è stato realizzato dai migliori pasticceri di Padova il dolce per raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico. I nostri eroi sono loro, sono i bambini e noi doniamo per loro, noi ci facciamo firmare le giacche. Sono loro i nostri eroi per noi. Gli eroi sono i bambini curati nell'hospice pediatrico di Padova. È pensando a loro che è stata creata Ciambella, il dolce realizzato dai migliori pasticceri padovani per raccogliere fondi per realizzare la nuova struttura che ospiterà il reparto di cure palliative pediatriche. Massimiliano Alaimo, Luca Rasi, Luca Cantarin, Corrado Assenza, Leonardo Di Carlo, Ezio Marinato e il campione mondiale Luigi Biasetto hanno pensato ad un dolce dai sapori teneri e tenaci, proprio come i piccoli pazienti dell'hospice. L'idea di fare una ciambella è anche un ricordo a quello che sono i dolci della nostra infanzia in pasta lievitata. Questo è un metodo veronese, quindi una lunga lievitazione che consente di affinare i profumi e di fare un prodotto che non esista, quindi abbiamo voluto lavorare assieme ai colleghi su dei profumi inattesi, con una vaniglia molto preziosa che si chiama Tahiti, con delle spezie preziose ma non si sente tanto, accompagna con una morbidezza che è quella di una ciambella lievitata molto a lungo, dell'albicocca candita del Vesuvio, delle gocce di cioccolato. Si tratta di una produzione limitata, 1000 pezzi in vendita per il periodo natalizio che si potranno acquistare facendo una donazione alla miglior vita possibile, la Onlus, che sostiene la realizzazione del nuovo hospice pediatrico. I padovani possono collegarsi al sito della fondazione lamigliorvitapossibile.it o al sito Dai Vita alla Vita e procedere con appunto il dono e a fronte della donazione per ricevere la ciambella poi riceveranno una o più ciambelle, speriamo tante. Sono limitate, è un'edizione limitata. La struttura, che sarà hub per il Veneto, sta procedendo, ma serve sempre lo sforzo e la solidarietà di tutti, come ha ricordato la direttrice Franca Benini. Sta andando avanti con tutti i passi che sono richiesti da un punto di vista organizzativo. Direi che rispetto a quello che forse ci aspettavamo con il cuore lo vorremmo subito perché ne abbiamo bisogno, ma se dobbiamo essere veramente sul pezzo stiamo rispettando tutte le tappe con una velocità che veramente ci fa onore. Torniamo subito dopo la pubblicità.
Torna lunedì 9 dicembre il concerto di Natale al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, evento musicale. Diego Basso Plays Queen andrà a sostenere i progetti dell'Associazione per mio figlio in favore delle pediatrie dell'ULSS 2. Un concerto evento in omaggio ai Queen diretto dal maestro Diego Basso. Torna al 9 dicembre il tradizionale concerto di Natale organizzato dall'Associazione per mio figlio, il cui ricavato andrà a sostenere i tanti progetti in campo per i bambini della pediatria. Oltre 100.000 euro raccolti l'anno scorso per la realizzazione della Stanza dei Sogni, che sarà inaugurata tra fine gennaio e inizio febbraio 2025, e la conclusione del polo per l'endoscopia pediatrica. Nel 2025 partiremo con questo progetto dell'endoscopia, che avrà quindi una parte più tecnologica, l'acquisto di strumentazione adatta all'età pediatrica, ma ci sarà una parte importante per quanto riguarda la formazione, perché avremo anche un finanziamento per fare in maniera che una persona faccia un percorso di formazione in endoscopia che prevede un certo periodo di pratica. Non solo, a breve la pediatria avrà anche una sala cinematografica. In cantiere anche il progetto Coloriamo la cittadella, pensata per rendere accogliente il percorso che conduce alla pediatria nella cittadella della salute. Verranno messi dei segnali particolari, verranno umanizzati per i bambini e quindi loro potranno seguire non solo il classico coniglietto che vediamo adesso e che porta in pediatria, ma ci saranno appunto dei progetti importanti per la colorazione delle pareti e l'allestimento delle parti comuni delle sale d'aspetto. Umanizzazione delle cure, formazione del personale e miglioramento delle cure. Questi 3 obiettivi principali dell'Associazione per mio figlio. Tutti progetti che saranno sostenuti grazie alla partecipazione al concerto di Natale al Teatro Comunale. Siamo 80 persone che lavorano, tra tecnici, musicisti, coristi, solisti, quindi è un progetto bello, tutti insieme che collaboriamo per arrivare allo scopo, che è quello dell'amore per i bambini. Faremo tutta la musica dei Queen, che va da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, tutta dal vivo, sinfonica, ritmica, con le voci. Concerto che segna già quasi un tutto esaurito, il devoluto per ampliare i progetti per le pediatrie. Pensare probabilmente per un progetto dopo quello dell'endoscopia pediatrica potrebbe essere il 2026 ragionevolmente, progettato nel 2025, e di portare qualche intervento di umanizzazione e di miglioramento delle cure anche nelle pediatrie, si chiamano SPOC, quelle più piccole ma non meno importanti. Il Comune di Vicenza dal canto suo ha dato vita ad un pass che permetterà ai residenti, ai nati a Vicenza e provincia di visitare illimitatamente per un anno e a costo ridotto le 11 sedi dei musei civici. Sentiamo l'assessore alla cultura Ilaria Fantin. Oggi abbiamo presentato una bellissima novità per il nostro circuito museale cittadino, si chiama Platinum Card, 365 giorni all'interno dei musei civici della nostra bellissima Vicenza. Si tratta di un pass dedicato ai residenti Vicenza e provincia, ma anche ai nati a Vicenza e provincia, che permette di entrare illimitatamente all'interno di tutto il nostro appunto circuito dei musei civici. I nostri luoghi meravigliosi per cui appunto i vicentini possono entrare ogni giorno volendo. Abbiamo tantissima offerta culturale all'interno dei musei, ma per esempio a Palazzo Chiericati, dove c'è un'esposizione permanente, spesso abbiamo degli ospiti, quindi un vicentino doveva pagare ulteriormente il biglietto ogni volta che avevamo per esempio l'ospite in più. In questo caso da adesso per 365 giorni con un costo piccolo, perché si tratta di una card che costa 20 euro, quindi pochi centesimi a settimana, potrà entrare quando vuole all'interno dei musei, portare amici, parenti, visitatori da fuori, e quindi un valore aggiunto per i vicentini e per i musei che diventano ancora di più i musei della città. In Piazza dei Signori l'omaggio a Giovanni Falcone, in ricordo della strage di Capaci, è stata esposta la Fiat Croma sulla quale viaggiavano gli agenti della scorta che persero la vita nell'attentato. Presenti le autorità e i ragazzi delle scuole uniti per la difesa della legalità. È un colpo d'occhio che non passa inosservato, quello sulla piazza principale della città.
Dalla mattina al pomeriggio in Piazza dei Signori davanti alla prefettura è stata posizionata una teca con esposti i resti della Fiat Croma sulla quale viaggiavano gli agenti della scorta di Giovanni Falcone e che venne fatta esplodere con 500 kg di tritolo. A perdere la vita Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Tappa a Treviso per donatori nati e la teca con la QS15. Un via vai di persone che nello scorrere della loro giornata si sono fermate a leggere, vedere e ascoltare la storia che quell'auto racconta nel nome della legalità. Io sono siciliana, quindi nel 92 quando è successo, per noi è stato un dramma, per noi rappresentava veramente la legalità in questi due uomini, e anche la scorta, la moglie, sì, Falcone e Borsellino. Giovanni Falcone l'ho visto di presenza. E allora noi siciliani abbiamo un buon ricordo. Sicuramente un'emozione grande, anche perché ricordo un episodio delittuoso che ha segnato secondo me la storia d'Italia. Mi viene i brividi, con la pelle d'oca. Immaginare con un'esplosione del genere, non so, mi mette proprio i brividi. È molto triste, ho saputo di queste storie perché sono di origine brasiliana. Ma da quando è successo questo ho visto in TV, è veramente triste perché è un capitolo triste della storia dell'Italia. Ho visto sui social che era stata portata la macchina qui e quindi sono venuto perché sono anche molto preso, sono molto interessato agli aspetti così della mafia. E ammiro molto anche quello che hanno fatto questi giudici. In piazza con gli studenti il sindaco Mario Conte, il prefetto Angelo Sidoti e la questore Alessandra Simone. Dopo lo svelamento si è svolta un'iniziativa con i ragazzi al Museo di Santa Caterina. Chiudiamo con un collegamento in diretta con l'aeroporto Canova di Treviso dove c'è stato un fuoripista. Sentiamo subito Christian Arboit. A te Christian. Chiuso sia per gli arrivi che per le partenze. Incidente che si è registrato verso 12:30, un Piper con 4 persone a bordo è finito fuori pista in fase di atterraggio. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza sul posto, vigili del fuoco e i sanitari per un triage. I feriti, non ci sono feriti, ecco, questo va detto. La rassicurazione è arrivata anche da Airtrain in questi secondi con un comunicato stampa. Non ci sono feriti, però chiaramente sono stati attimi di apprensione. Lo scalo è chiuso. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, stiamo tentando di capire qual è la posizione migliore per vedere anche questo incidente. Dante Faraoni, che appunto è volto storico dei comitati contro l'ampliamento dell'aeroporto. È una situazione che lei definisce? È una situazione che io definisco, per noi non è una novità questo. Ci dispiace molto che sia successo questo incidente, che si sia anche ferito qualcuno. Speriamo che non si è ferito nessuno. Speriamo, però il problema è che un Piper ha 4 persone, mentre quando scende un aereo di Ryanair o di altre compagnie, lì ci sono centinaia di persone, e noi abbiamo visto durante l'anno più volte aerei abbassarsi quasi a toccare la pista e poi ripartire. Questo significa che hanno sbagliato qualche cosa nella discesa, nell'atterraggio, e questa è una cosa molto grave. Evidentemente a livello tecnico non ci sono le capacità di poter gestire questo. Non possiamo dire che i piloti siano degli imbranati, perché sono tutta gente con grosse esperienze, eccetera eccetera, però in condizioni anche avverse come oggi, che c'è la nebbia, non si può far atterrare, e questo loro lo sanno. Poi non si capisce perché prendono tutti questi rischi, non si capisce, no? Allora, Dante, c'è un altro aeroporto che quasi che può sostenere, diciamo, no? Quello che in questo momento è il traffico di Treviso, quindi deviarlo a Venezia non è un problema.
E infatti in questi minuti si sta deviando il traffico prevalentemente su Venezia, perché lo ricordiamo, lo scalo trevigiano è chiuso, quindi la situazione è in evoluzione. La buona notizia è che non ci sono feriti, il triage è in corso, così come le operazioni in pista da parte dei vigili del fuoco. Per il momento, direttore, è tutto. Con Nicoletta Rizzetto chiaramente cerchiamo di capirne di più. A te la linea. Grazie moltissime a Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto, tutti i particolari stasera nei nostri notiziari. Intanto ringrazio Mattia Pizzaia e Italo Morao in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.